Fermato in Romania l'ultimo componente di una banda che ha rapinato e sequestrato i gioiellieri a Portogruaro nel marzo del 2009. Dimezzati gli incidenti mortali nella provincia di Venezia nel 2012, merito dei controlli e purtroppo anche del calo delle autovetture circolanti per la crisi. Tensione annuale a Scorzè per l'annunciato taglio di 200 posti di lavoro. Oggi primo incontro, direzioni sindacati, incombe una raffica di scioperi. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. In apertura la cattura dell'ultimo complice della banda, latitante da 3 anni, che ha messo a segno una rapina nella gioielleria Sottil di Portogruaro nel marzo del 2009 e sequestrato i titolari. Si tratta di un romeno ed è stato fermato nel suo paese dalla polizia locale. Sentiamo. Lo stavano cercando da 3 anni e lo hanno arrestato oggi in Romania. Johan Grunwald, di 49 anni, è forse il più spietato della banda che ha messo a segno un colpo redditizio ai danni della gioielleria Sottil di Portogruaro il 4 marzo del 2009. È lui che ha puntato la pistola contro i titolari, il marito, la moglie e un parente di 81 anni e li ha tenuti costantemente sotto tiro mentre i suoi complici li hanno legati e derubati di ben 250.000 euro in gioielli. I carabinieri del comando provinciale di Venezia erano riusciti fino ad oggi ad assicurare alla giustizia tutti gli altri componenti della banda il 14 dicembre dello stesso anno, ma il rumeno era rimasto latitante. Oggi, tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale, è stato arrestato dalla polizia rumena. La consegna del malvivente alle autorità italiane avverrà nei prossimi giorni nell'ambito degli accordi di Schengen. Nel frattempo, agli altri rapinatori, tutti italiani, sono state inflitte condanne dai 3 ai 7 anni di reclusione. E Cataldo Vozza, il tarantino che aveva coinvolto il rumeno dopo averlo conosciuto in un carcere in Svizzera, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi. E a causa della nebbia fitta calata nello scorso fine settimana, 3 persone uscite con un barchino per pescare e senza strumentazione hanno rischiato il peggio. Sono state soccorse dalla Capitaneria di Chioggia lunedì mattina dopo un'intera notte di ricerche. Un aereo della Guardia Costiera decollato a Pescara li ha finalmente individuati alla foce del delta del Po. Dopo che avevano trascorso la notte in una barca da diporto tipo semicabinato di 5,5 metri, gli uomini della Capitaneria, che li hanno recuperati in buona salute, anche se infreddoliti, raccomandano di non uscire in mare nel caso sia prevista nebbia e il meteo aveva non annunciato con congruo anticipo che in laguna la visibilità durante il fine settimana sarebbe stata pessima. Ed ora una buona notizia, sono diminuiti gli incidenti stradali e in particolare sono dimezzati quelli mortali nella provincia veneziana. Il bilancio è della Polizia Stradale. Nel 2012 gli incidenti stradali sono diminuiti del 9% e quelli mortali addirittura del 50% nella provincia di Venezia. Sono alcuni dei dati incoraggianti contenuti nel bilancio dell'attività della Polizia Stradale veneziana svolta durante lo scorso anno. Molte le ragioni che hanno portato a questo risultato, come l'opera di prevenzione attraverso campagne contro le stragi del sabato sera e servizi appositi, l'aumento poi dei controlli con l'etilometro e dei servizi per contrastare gli eccessi di velocità, anche se la crisi ha avuto la sua parte, riducendo il numero dei veicoli circolanti lungo le strade. Importante però il peso della presenza delle pattuglie lungo le strade che nel 2012 hanno effettuato oltre 200 controlli in più rispetto al 2011. Oltre 26.000 i conducenti sottoposti a verifiche con etilometri e precursori alcol test e drug test, di cui 680 sono risultati positivi. 30 i servizi organizzati nel fine settimana nelle vicinanze delle discoteche. Quasi 4.000 le multe elevate per il superamento dei limiti di velocità. Inoltre, gli agenti della Polizia Stradale hanno anche condotto operazioni di polizia giudiziaria, arrestando 15 persone per contrabbando di tabacchi e riciclaggio di veicoli e sequestrando 213 kg di sigarette e 38 tra auto e camion. Ed ora la notizia del furto di un'opera d'arte a Venezia. Dopo 6 anni ritorna a casa un quadro rubato dal convitto dell'Istituto Cini. Si tratta di una tela di Guido Cadorin acquistato da Vittorio Cini negli anni 50, quadro che rappresenta alcuni giovani marinai che guardano il mare. A recuperarlo sono stati i finanzieri del nucleo provinciale della Polizia Tributaria di Mestre, a rubarlo un bidello dell'Istituto Cini. Oltre a portarselo a casa,
casa, l'uomo era riuscito a metterlo all'asta, ma prima della vendita sono intervenuti i finanzieri. Il quadro ha un valore stimato di circa 30.000 euro. Il conte Vittorio Cini ha comprato il quadro negli anni 50, lo ha acquistato dopo che appunto il quadro era stato esposto qualche anno prima alla Biennale. Il quadro, dopo essere rimasto per un po' nel palazzo del conte, era stato donato dallo stesso al convitto creato per ospitare i ragazzi orfani che frequentavano l'istituto professionale nautico. In quelle stanze vi è rimasto per decenni, seguendo poi gli spostamenti del convitto. Ad un certo punto si sono perse le sue tracce. Del resto nessuno si era accorto che il quadro era sparito, anche perché ben poco di quanto di artistico è presente all'interno del convitto è stato catalogato, e nessuno si sarebbe accorto di nulla se i finanzieri non si fossero imbattuti su un falsario che su chiamata dipingeva quadri spacciandoli per originali, opere di importanti pittori italiani del Novecento. Oltre a recuperare diverse opere false, materiali per la falsificazione e la certificazione dei quadri, i finanzieri sono riusciti a trovare sculture e dipinti veri rubati in mezza Italia. E a Jesolo un furto di rame ha provocato l'oscuramento di un'intera via Corre, illuminata dall'impianto della società Jesolo Patrimonio. Il ladro, un 52enne del luogo, è stato arrestato dagli agenti del commissariato jesolano. Si trovava con la sua auto nei paraggi e nel bagagliaio erano nascoste diverse matasse di cavi elettrici di rame rubate alla società. Ed ora la crisi che sta colpendo anche l'Aprilia di Noale. È iniziata oggi l'avvertenza per scongiurare il taglio di 200 posti di lavoro a Scorzè e appunto a Noale. Tensione fra i lavoratori. Sentiamo. Lavoratori dell'Aprilia con il fiato sospeso, l'azienda ha presentato un piano di mobilità che prevede 200 esuberi e ad avere la peggio dovrebbe essere lo stabilimento di Scorzè. Su 360 addetti il gruppo Piaggio vorrebbe tagliarne 150. Soltanto, si fa per dire, 45 a Noale e 5 al reparto corse, sempre a Noale. Oggi sono partite le trattative tra le organizzazioni sindacali e la direzione. La CGIL intende battersi per il mantenimento di tutti i posti di lavoro, altrimenti partirà una raffica di scioperi. La CISL parla di ammortizzatori sociali. Tra i dipendenti c'è aria di disperazione. Si ripete il copione a cui abbiamo assistito in molte altre aziende in crisi. L'età media è sui 40 anni, una soglia critica per chi deve ricominciare da capo in un altro ambiente di lavoro ed impossibile per un prepensionamento. Ci sono padri di famiglia, ma anche donne sole, e hanno già assaggiato una riduzione di stipendio, dato che da 3 anni usufruiscono dei contratti di solidarietà in scadenza il 31 gennaio. Proprio questo ammortizzatore sociale era riuscito a scongiurare i licenziamenti riproposti in questi giorni. L'avvertenza dell'Aprilia è anche al centro di un'interrogazione del consigliere regionale Pettenò di Rifondazione Comunista, in cui si chiede la convocazione di un tavolo a Roma. Pettenò si è dichiarato perplesso sulla necessità dei tagli, dato che la Banca Europea degli Investimenti ha recentemente concesso al gruppo un finanziamento di 60 milioni di euro per la ricerca. Le donne della Coldiretti vogliono salvare i lavori perduti e hanno lanciato oggi la proposta alle università di istituire un master per tornare ad insegnare l'arte quasi scomparsa del casaro del Norcino e di altri mestieri che secondo le statistiche fra 10 anni non esisteranno più. Legato al lavoro dei contadini, ha spiegato Franca Castellani, eletta oggi rappresentante della categoria, ci sono molte professioni che potrebbero dare occupazione ai giovani e che stanno dando lavoro a chi ha il coraggio di scegliere la manualità. La Coldiretti ha inoltre proposto il ripristino delle lezioni di applicazioni tecniche nelle scuole medie di un tempo. E andiamo a Mestre, dove sono in corso i test per il riavvio del tram. La data fissata è il 14 gennaio, a meno che non si verifichino altri intoppi. Sentiamo. Continuano le prove tecniche in attesa del riavvio del tram in programma il 14 gennaio. Quasi sicuramente domani ci sarà il test più importante. Il biscione rosso dovrà correre senza il traino del trattore, come invece è accaduto in questi 3 mesi di fermo. Significa che il tram tornerà ad essere alimentato dalla corrente elettrica attraverso i tiranti, tenuti dai 600 giunti, tutti sostituiti dopo l'incidente. In gergo tecnico la chiamano la prova elettrificata.
Se questo test andrà bene, seguirà una giornata di pre-esercizio, ossia il tram procederà a vuoto, simulando una corsa. Sarà lo stesso USTIF, ossia l'Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi, a decidere se concedere il via libera alla ripresa delle corse. L'assessore alla mobilità di Venezia, Ugo Bergamo, è ottimista. Del resto, i test durano da giorni. Prima di Natale il tram è stato trainato fino a Favaro per controllare la tenuta del pantografo. Poi, durante i primi giorni di gennaio, è avvenuta la seconda uscita e il siluro rosso ha passato anche il punto più critico di piazza 27 ottobre, dove si era verificato l'incidente. In questi mesi i mestrini lo hanno rimpianto. Sono stati costretti a viaggiare in bus sostitutivi, tutti stipati, e a sopportare anche molti ritardi. Inoltre i borseggi hanno subito un'impennata proprio favoriti dalla ressa registrata sui mezzi OCTV. Il Comune inoltre in questi 3 mesi di inattività ha dovuto sostenere costi aggiuntivi. Insomma, la stagione delle polemiche sul tram e sulla sua utilità sembra davvero acqua passata. Giancarlo Gentilini non si allinea con il segretario Maroni e annuncia il suo veto ad un'alleanza a Treviso fra Lega e PDL. Quello che ormai è noto alle cronache come lo sceriffo che si candiderà con la Lega a sindaco durante le prossime comunali ha dichiarato che Roberto Maroni lo ha deluso perché il nuovo corso del partito del Carroccio aveva come presupposto l'assenza di qualsiasi contatto con il PDL e il fallimento del governo Berlusconi-Bossi è dipeso esclusivamente dalla gestione di Berlusconi. Gentilini si è dichiarato amareggiato dalle approvazioni espresse invece da Tosi e Zaia. Si dice sicuro di una sconfitta alle prossime elezioni ed ha definito inoltre l'Euroregione promessa a Maroni un miraggio. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. E ora notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Allarme melanoma a San Donà di Piave, dove si registrano il doppio dei casi rispetto alla media nazionale che è di 23 ogni 100.000 abitanti. Nella sola ASL 10, a fronte di una popolazione di 204.000 persone, nel 2012 si sono contati 140 pazienti colpiti da questo tumore della pelle. Tra le cause, una maggiore esposizione ai raggi ultravioletti. La Befana più Befana di tutte, non c'è dubbio, è Umberto Calzavara, conosciuto da tutti come Gemerino. Il simpatico giullare di Zianigo si è aggiudicato il titolo di Miss Befana 2013 nel corso della tradizionale Befana del poliziotto organizzata dal COISP a Mestre. Il Befano Gemerino ha vinto per acclamazione. Santa Bernadette torna nella Marca per la seconda volta in poco più di un mese. Le sue reliquie saranno esposte a Treviso nella Basilica di Santa Maria Maggiore venerdì 11 con messa del vescovo Paolo Magnani alle 19. Sabato mattina la teca contenente frammenti di una costola e del fegato sarà a Castelfranco e nel pomeriggio a Riese Pio X. Basta con la contraffazione del Prosecco. A questo scopo la Regione Veneto stanzierà 1 milione di euro. L'idea è dell'assessore all'agricoltura Franco Manzato, che metterà a disposizione un pool di avvocati per la difesa legale dei marchi DOC e di OCG. Le truffe ai danni di questi prodotti sono purtroppo sempre più frequenti. Dai tedeschi ai russi, ad Abano Terme sta crescendo in modo esponenziale la presenza di clientela proveniente dalla lontana Russia, salita al 30% durante le recenti vacanze di Natale. Gli albergatori stanno facendo del loro meglio per coccolare i nuovi ospiti, offrendo ad esempio cocktail, pietanze e TV russe.
Il Bo proclama dottore Marco Paolini. All'attore e autore trevigiano il Senato accademico dell'Università di Padova conferirà la laurea honoris causa giovedì 10 gennaio in Aula Magna. Quanto mai pertinente la materia di laurea per questo eclettico artista, ovvero scienze dello spettacolo e produzione multimediale. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Tempo variabile con annuvolamenti e ristagno di nebbia in pianura. Nel fine settimana peggiora. Mercoledì 9 gennaio, nuvoloso con nebbia in sollevamento. Minime in salita, massime stazionarie, comprese fra 6 e 8 gradi. Mare da quasi calmo a poco mosso. Giovedì 10 gennaio, cielo coperto con schiarite più significative nel pomeriggio. Temperature in moderato calo. Venerdì 11 gennaio, soleggiato con nebbie nelle ore più fredde, livelli termici in abbassamento. Sabato 12 gennaio, nebbia estesa, minime in diminuzione, massime stazionarie. La marea di mercoledì 9 gennaio è normale, la massima alle 8:25 50 cm, la minima alle 15:25 meno 40 cm. Ed ora spazio a un'allegra messa in scena di Grise. I protagonisti del famoso musical sono gli studenti di prima media di Oriago e Malcontenta, giovanissimi e scatenati nel ballo e nel canto. Con queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia. But